Alessio Lattuca, si torna a parlare di rigassificatore. Abbiamo visto che con l'arrivo del presidente cinese, tra le note diffuse dalla stampa, come obiettivo sensibile e preferibile c'è quello del rigassificatore di Porto Empedocle. Voglio ricordare che lei a suo tempo fece una battaglia furente contro il rigassificatore empedoclino. Ecco, secondo lei c'è oggi questa esigenza di un ritorno al rigassificatore a Porto Empedocle, considerando che era già un argomento chiuso da diversi anni? Guarda, mi dispiace parlarne proprio oggi perché siamo in un consesso in cui si parla di cultura, di beni culturali, di paesaggio, di ambiente. Noi sul rigassificatore, come lei sa, abbiamo fatto una lunghissima battaglia durata dal 2002 fino a 15 anni circa di battaglia. Fortunatamente, non so se per nostra abilità o per il caso, questo rigassificatore è venuto meno. Diciamo che è venuto meno nella idea malsana, secondo me, di collocare un ecomostro a ridosso del parco archeologico e del parco Pirandello. Oggi sembrerebbe cosa stranissima che qualcuno abbia pensato di fare una tragedia di questo tipo, tenuto conto che Agrigento ha preso il premio per il migliore paesaggio. Quindi ovviamente se ci fosse stato il rigassificatore questo premio non avrebbe mai potuto essere assegnato ad Agrigento. Allora, il problema qual è? Io sento parlare sempre insistentemente di questo rigassificatore. Ci sarebbe stato un incontro all'autorità portuale di Palermo che si occupa anche del porto di Porto Empedocle. A quanto sembra, e io ho fatto già una nota ai giornalisti, alle televisioni, alle testate, alle agenzie di stampa, a tutti coloro i quali hanno collaborato per contrastare questo fenomeno, ho avuto delle risposte, però ancora non riusciamo a capire cosa sta succedendo. Sembrerebbe che tra le priorità il sindaco di Porto Empedocle abbia messo il rigassificatore, piuttosto che pensare alle vere opportunità che il porto di Porto Empedocle può avere per lo svolgere la sua funzione importantissima nell'area del Mediterraneo, tenuto conto che oggi al centro del mondo c'è di nuovo il Mediterraneo. Non è un caso che i cinesi siano venuti con la via della seta di nuovo nel Mediterraneo. È probabile che il ceto politico non abbia la capacità di comprendere cosa è giusto fare oggi alla luce delle nuove realtà internazionali. La Cina arriva in Italia e vorrebbe arrivare anche qui perché si è comprato già il porto del Pireo, quindi noi siamo, a prescindere che le politiche euro-mediterranee avevano previsto la centralità del porto, quindi le politiche del Mediterraneo, ma poi sotto il profilo dello sviluppo turistico, il porto di Porto Empedocle ha un porticciolo turistico di 400 posti barca, andrebbero recuperate tutte le case che ci sono a ridosso del porto e ci sarebbe da fare un'operazione straordinaria di rigenerazione urbana, di sviluppo sostenibile, ma non il rigassificatore che è una follia farebbe arricchire soltanto pochissime persone che fanno speculazione, perché si tratta di vendere il gas a un prezzo rispetto a un altro, ci sono delle concorrenze e ovviamente questo rigassificatore potrebbe finire nelle mani di speculatori, non certamente di aziende, perché l'Enel a quanto pare non ha più interesse nel gas perché pensa anche l'Enel adesso alla sostenibilità e le centrali sostenibili le va a fare altrove, non le fa certamente ad Agrigento.